Rischia di diventare imprecisa. Qui intanto Natalucci sbaglia in disimpegno, offre un pallone a Klaus Seferi che entra in area di rigore. Seferi la sbaglia qui, il pallone esce di pochissimo. Quello va con Succi che riesce a recuperare il pallone lungo per Seferi che lo tiene in campo con una magia. Ancora Seferi, che giocata quella del capitano della Roma Calcio 8. Seferi ancora prova il tiro a giro, esce di poco fuori. Futbolit che è un po' calato questa fase finale di primo tempo. Qui intanto c'è la sponda, ancora Seferi al tiro, non trattiene Cosimi. La Roma passa in vantaggio con il capitano Klaus Seferi e per lui sono 27 gol in campionato. Non trattiene Trincia, il servizio in avanti per Seferi e lì davanti non può sbagliare il numero 9 della Roma, Simone Succi. È il 3-2 della Roma che va in vantaggio con Simone Succi. Fuori Seferi, palla al piede il numero 16 della Roma, Seferi ancora il tiro, la doppietta. Klaus Seferi questa sera ha scatenato, cala il poker per la Roma, segna il suo 28esimo gol in campionato ed è 4-2. Tutta da vivere, Seferi prova a partire, Seferi! È terzo gol della serata, non ci sta e la vuole vincere, lo sta facendo praticamente da solo Seferi ed è 5-4 per la Roma. Colucci prova a partire ma recupera palla ancora Seferi, Seferi in area di rigore, è il 7-5 della Roma Calcio 8, ancora una volta Klaus Seferi. Poi il servizio è verso Seferi che va sul pallone, Seferi ancora in area di rigore, tenta il servizio per Succi e ancora altro assist, super prestazione quella di Seferi. Non si contano più i gol ma non si contano più neanche gli assist, è 8-5.